vedersela presentare così, tutta costellata di tetti, la reggia del sultano in Marocco è in un limite di fiaba. Questa è l'ora della preghiera e ogni giorno a questa stessa ora, preceduto dalla sua guardia nera e dalla schiera dei notabili, il sultano abbandona il palazzo per recarsi alla moschea. La preghiera è nel Marocco un'attitudine propria negli uomini, ma in modo particolare essa si confà ai potenti, poiché questi, secondo le credenze, sono l'immagine della saggezza. Dicono le scritture: essi non si indugino nelle loro dimore quando è l'ora del Signore. Colui che desidera indossare il manto del re senza essersi purificato con la meditazione non è degno di alcun manto. Schiere di armati fanno ala al passaggio del sultano. Quanto agli uomini della guardia, i più vecchi sono i più avvezzi alla fedeltà. Essi godono di vari privilegi, sono la guardia a cavallo. Nell'espressione dei loro visi c'è un senso di fermezza e dedizione. Ma è l'ora delle devozioni. Risuona nell'aria il richiamo del muezzin. Dicono le scritture: l'uomo che prega è felice in questo mondo e sarà felice in quello futuro. Ora, trascorso il tempo della preghiera, il sultano esce dalla moschea. Rapidamente si forma di nuovo il corteo degli armati. Dentro una vecchia carrozza di chiara origine europea, il sultano rientra a palazzo preceduto dallo scacciamosche e attorniato, come sempre, dai suoi dignitari. Questa, invece, è la porta che dà sulla Medina, il quartiere indigeno della città. È un mondo strano ed eterogeneo, è un mischiarsi continuo di genti e di razze, di caratteri e di costumi. Quanto alle donne, hanno un modo elementare di nutrire gli affetti, di alimentare le affinità. Per loro l'istinto materno rappresenta un peso concreto. Nei meandri del quartiere, intanto, è un pullulare di gente. È un succedersi di tende, di spacci al minuto. Questa è una rosticceria a prezzo fisso. E questa una sala da tè all'aperto. E questo ancora sta a dimostrare che tutto il mondo è paese, che i bambini sono attaccabrighe per natura. Anche i mestieri del resto si somigliano in ogni luogo del mondo. I sarti, invece, tendono a occidentalizzarsi. La macchina da cucire non è nata da queste parti. Resistono, è vero, certe arti più antiche, certe lavorazioni più tradizionali. Altre lavorazioni, poi, come la concia delle pelli di montone, appartengono a una pratica che ci è del tutto sconosciuta. Il terreno, come vedete, è costellato di piccoli crateri, di curiose cavità colme di calce. Le pelli, immerse dapprima nella sostanza caustica, vengono poi scrupolosamente lavate. Gli uomini quindi le pestano lungamente sotto i piedi, allo scopo di ammorbidirle e di renderle più malleabili. Infine le raschiano con i coltelli per portar via ogni ruvidume dalla loro superficie.
Intanto, col passare del tempo, le strade si trasformano in mercerie e in variopinti bazar. Naturalmente non manca il santone con i segni della sua magia, grossi ramarri, serpenti, animali imbalsamati che, secondo la superstizione, allontanano il malocchio. Quanto alla lavorazione della lana, è la più antica attività delle genti locali. Dopo essere stata sapientemente filata, la lana viene tinta con sistemi arcaici, mai caduti in disuso. Con tali sistemi, gli arabi ottengono colori sorprendenti, sfumature ed effetti singolari. Ora nei vicoli è il momento della maggiore animazione. Questa all'incirca è la storia della Medina, il quartiere indigeno. Ed è così, né più né meno, la vita al Marocco in una grande città. Dalla reggia del sultano alle casupole del suburbio, nell'immobilità del tempo.